Si sono concluse le manifestazioni relative alla celebrazione del 54° anniversario del sisma del Belice, organizzate dall'amministrazione comunale di Montevago. Diversi momenti che hanno caratterizzato la 2 giorni, il via con l'inaugurazione della mostra Salvati e Ritrovati in collaborazione con l'Arcidiocesi di Agrigento, con in mostra reperti gli oggetti sacri rinvenuti durante il restauro, quindi in serata la deposizione di una corona in memoria delle vittime davanti al monumento dei caduti. A concludere la celebrazione della Santa Messa nella rinata cattedrale di Montevago, dove sono state ricordate le vittime del terremoto che devastò il paese tra il 14 e il 15 gennaio del 1968, alla presenza delle autorità. La messa è stata celebrata da Monsignor Damiano, arcivescovo, che ha anche affermato come la riconsegna della cattedrale ridà vita al territorio. Questo è un momento in cui celebriamo la rinascita di un luogo che dopo 54 anni viene restituito alla comunità per essere ricordato, apprezzato e soprattutto vissuto. E questo è l'augurio più bello che posso fare alla mia comunità, ed è una conclusione di 4 anni di lavori incessanti, di strategie messe in campo per poter arrivare alla conclusione, e oggi questo si è completato. Il Duomo viene inaugurato con una celebrazione eucaristica, con un momento di musica, ma soprattutto oggi la comunità di Montevago e la comunità del Belice si riappropria di un importante luogo della memoria. È fondamentale perché senza memoria non si va da nessuna parte. Se non fondiamo il nostro futuro sul passato, difficilmente viviamo il presente e difficilmente possiamo programmare un futuro, quindi credo che sia fondamentale. Oggi qui a Montevago, nella Valle del Belice, una riconsegna importante, simbolicamente importante, la riconsegna della Chiesa Madre, una chiesa grande per questo territorio, frutto dell'impegno di una famiglia nobiliare, quindi poi del cardinale che ne seguì, ma quello che conta è che dai ruderi, dalla distruzione, si possa ricostituire una chiesa viva. Qui stamane si è tornato a far riecheggiare la parola della scrittura, la parola di Dio, a spezzare l'Eucaristia, e i tanti montevaghesi che hanno partecipato, così come ci è consentito in questo tempo, a questa celebrazione hanno ridato vita e anima a delle pietre, mettendo insieme quindi il tempio per il culto insieme a quella chiesa fatta di pietre vive che sono le persone. E fare memoria non significa solo richiamare quasi nostalgici ricordi. Anch'io ho il ricordo della scossa notturna, quella delle 2:33, figuriamoci loro che erano proprio qui sul posto. Si tratta anche di ricordarci l'importanza di fare opere buone, dove opere buone non è un consiglio da dare ai bambini, ma è un impegno da adulti, perché le opere buone poi si concretizzano in scelte di giustizia, in scelte di legalità e in progettualità. Qui si è fatto un bel lavoro, posso dire, per quello che vedo nei risultati, non so l'iter, ma ripeto, un lavoro che permette a queste persone, che a volte si parla di tante cose e si perdono di vista le persone, e questa riconsegna per queste persone è una riconsegna di vita. Loro qui, molti di loro qui sono stati battezzati, hanno celebrato il loro matrimonio, hanno partecipato al funerale dei propri cari, e per questo dico, teniamo al centro sempre le persone e il loro ricordo, la loro memoria, senza perdere di vista quella giustizia animata dalla carità che poi si manifesta in scelte concrete. Io credo che sia stato uno spartiacque, c'è stato un prima e c'è stato un dopo molto molto difficile,
perché ricordiamo anche quante situazioni di criticità si sono realizzate in quell'evento, quando forse neanche il Paese era ancora in grado di affrontare queste emergenze. Però la cosa positiva è che nel tempo ci sono stati tanti esempi di lavoro e di ricostruzione che hanno fatto rinascere questo territorio. È chiaro che è un evento che ricordiamo forse più per gli aspetti negativi, però io credo che bisogna invece guardare a una ricostruzione che è vero che è stata tentata, è stata lunga, è stata complessa, però oggi questo viene visto e anche, come dire, visitato da centinaia, migliaia di turisti come un luogo da dove sono emerse veramente delle bellezze archeologiche, artistiche, architettoniche e paesaggistiche bellissime, cose veramente di grande rilievo. La memoria fa parte della nostra storia e noi siamo qui proprio per ricordare a fianco dei cittadini di Montevago che in quei tristi momenti siamo stati presenti, come continuiamo ad esserlo in queste ore, in questi giorni e come continueremo ad esserlo anche in futuro. Siamo parte della cittadinanza con la nostra stazione e siamo proprio a protezione del bene più importante che abbiamo, cioè la nostra vita. È una pagina di storia che ha segnato la nostra terra. Oggi essere qui ha un significato nel segno della memoria, nel segno dell'attenzione, del recupero di una comunità che è riuscita ad andare avanti e che porta ancora i segni di un evento che l'ha toccata profondamente.